Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci qua insieme per affrontare nuovamente un tema uno tra i temi molto delicati che riguarda il mondo del lavoro. Io qui con me in studio ho il segretario regionale dell'UGL, che è un sindacato UGL Veneto, un sindacato di lavoratori, che è Luciano Conforti, ben arrivato, grazie di essere qui. Grazie a voi per l'invito. E insieme parliamo nuovamente di sicurezza nei luoghi di lavoro. Bisogna farlo perché non stavamo chiacchierando fuori onda. Bisogna non tanto continuare a ripetere le solite cose, a fare i controlli, poi i controllori non ci sono, le aziende devono fare la formazione, poi la formazione entra da una parte, esce dall'altra, non viene ascoltata, i tempi sono ridotti. Bisogna che si diffonda sempre più e trovare i sistemi come una cultura da parte delle persone che svolgono lavori pericolosi della sicurezza. Cioè stare attenti, attentissimi, usare tutti i presidi, essere il lavoratore il primo che vuole utilizzare tutti i presidi che sono predisposti per quel tipo di attività. Perché ogni giorno non è possibile, c'è un incidente sul lavoro, mortale oppure grave di vario genere con poi ripercussioni. È vero segretario? Sì, è vero, e quello che sosteniamo ormai da tempo, anche soprattutto come UGL, che abbiamo fatto una campagna tempo fa, ma la stiamo proseguendo a tutt'oggi proprio per cercare di prevenire gli infortuni sul lavoro, perché il nostro scopo è quello di prevenirli in modo che così non ci siano né incidenti e soprattutto non ci siano morti. Quello che manca è la cultura da parte dell'individuo, da parte della persona che va a lavorare, lavoratrice o lavoratore, della sicurezza. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare, e abbiamo fatto anche un intervento al Ministero dell'Istruzione, è obbligare fin dalle scuole medie e superiori dare questo tipo di informazione, ma con approfondimenti anche, e anche magari con visite sul campo, per cercare di far capire già da quell'età quanto importante è andare al lavoro e pretendere, se non ci sono, gli ausili, i famosi DP, dispositivi di protezione individuale, che servono a salvaguardare se stessi da qualsiasi tipo di incidente. Poi il caso può succedere, tutto può capitare, ma se io ho la consapevolezza che vado al lavoro, che devo andare con calma per tempo e non devo correre da casa al lavoro, che quando arrivo al lavoro devo mettermi tutti gli strumenti per proteggermi, che i macchinari vanno usati con le norme di sicurezza previste, che all'interno lì dell'azienda, se vedo un comportamento scorretto devo subito segnalarlo, perché questo può causare una serie di incidenti anche a catena, soprattutto dove ci sono agenti chimici, dove ci sono materiali esplosivi e cose del genere. Devo stare attento non solo a me stesso ma anche alla collettività, quindi agli altri colleghi di lavoro. Questa è una campagna che stiamo battendo forte, perché non è possibile che ogni anno, quando si conta alla fine dell'anno gli incidenti mortali sul lavoro, si arriva a 1000, che è praticamente 3 incidenti al giorno, che sono tantissimi. Quest'anno siamo già abbastanza alti, siamo quasi a 700 e siamo ancora all'inizio del mese di ottobre, quindi anche questo non va bene. Vuol dire che dall'anno scorso e da 2 anni fa, che nonostante le campagne che facciamo noi, ma le stanno facendo anche gli altri colleghi, quindi è una cosa abbastanza generale di tutte le organizzazioni sindacali, la cosa che notiamo è che non cambia, cioè i numeri non cambiano. Ma queste persone che hanno incidenti, perché poi voi farete le riunioni come sindacato, entrate nell'azienda, insomma avete anche rapporti con gli altri lavoratori eccetera, è per distrazione, per che cosa? Perché non avevano gli ausili necessari per affrontare quel tipo di situazione? Per che cos'è? Perché mancava la competenza? Cosa succede? Qual è che è il meccanismo più frequente? Le cause sono molteplici e non abbiamo ancora chiaro quale sia quella principale piuttosto che quella secondaria, se si può chiamare secondaria. Sì, esatto. Allora, le cause sono poca consapevolezza alle volte
del proprio posto di lavoro, quindi la pericolosità di quando si va a lavorare, a che cosa si può andare incontro. In alcuni casi abbiamo riscontrato il mancato uso di ausili, che è una cosa, insomma, che comunque noi quando facciamo le riunioni con le aziende, anche nei DPI, nel documento di valutazione dei rischi, nel DVR che tutte le aziende devono avere, soprattutto aziende con lavorazioni pericolose, lì ci deve essere l'obbligo da parte dell'azienda di fornire questi strumenti e la formazione soprattutto. Qua stiamo vedendo per esempio delle immagini dove ci sono dei lavoratori che sono con caschetto, con i guanti, con quelli che sono gli ausili necessari, indispensabili, ma esatto. Quante volte succede questo in tanti cantieri di costruzione? Solo in certi probabilmente. Spesso e volentieri notiamo che in alcuni cantieri non c'è proprio nulla di questo, cioè nemmeno il caschetto, che è la cosa basilare, perché insomma noi alle volte con le aziende facciamo dei giri, andiamo a visitare i cantieri e la prima cosa che ci danno è il caschetto, i guanti, stare attenti, ci sono i percorsi obbligati, in alcune aziende tipo metalmeccaniche ci sono i percorsi per terra con le frecce dove si può camminare e dove non si può camminare, perché ci sono macchinari che girano muletti piuttosto che altri macchinari di trasporto. Il problema grosso è che spesso e volentieri noi riscontriamo che questi DPI non vengono usati dai lavoratori. Quindi non vengono usati o non ne sono dotati? Spesso e volentieri non vengono usati. In alcuni casi abbiamo riscontrato che non vengono consegnati dalle aziende, perché anche lì diventa, secondo alcune aziende, un fattore di risparmio economico. Però il risparmio economico, poi succede l'incidente, lì si azzera tutto, cioè non c'è più nessun tipo di risparmio economico, perché poi le aziende giustamente ci vanno di mezzo, c'è l'indagine, ci sono le sanzioni, ma le sanzioni vengono sempre dopo. E non è un deterrente per le aziende. Abbiamo riscontrato anche, adesso c'è questa famosa patente a punti. Sì, esatto, che sta un po' controversa. Da quello che abbiamo capito non sono molte le aziende che sono d'accordo, o le associazioni datoriali che sono d'accordo su questa patente a punti, perché significa, come si può dire, non è una prevenzione, è un premiare chi già da sempre fa questo lavoro fatto bene, chi fornisce gli ausili, chi forma i lavoratori, eccetera. Questi vengono premiati ed è anche giusto da una parte dare loro un premio perché fanno sicurezza. Il problema è che la patente a punti però non sarà un deterrente assoluto per chi poi non fa sicurezza. Perché? Perché comunque nel momento in cui c'è un incidente, c'è un'indagine, c'è un processo, si va avanti anni, perché anche lì la giustizia non è velocissima nell'affrontare questi argomenti, questi temi, e quindi uno probabilmente qualche datore di lavoro poco accorto mette anche in preventivo questa cosa, tanto cosa vuoi che mi succeda. Al limite. Ma quindi secondo voi che cosa servirebbe? Perché a questo punto la patente a punti era stata introdotta per cercare di incentivare maggiori controlli, maggiore attenzione da parte dell'azienda e penalizzare dove questi incidenti si fosse verificato, no? Perché poi sono sempre dei punteggi un po' come la patente normale, no? Ci viene tolta la possibilità di esercitare un'attività. Cioè, basta vedere, adesso non è proprio la stessa cosa, però nella patente normale in famiglia si trova sempre il nonno, la nonna, lo zio anziano che non guida più, per cui insomma magari il superamento dei limiti di velocità si indicano loro e quindi non si perdono i punti della propria patente. Escamotage che troviamo ogni tanto qui in Italia, non ce li inventiamo sempre per aggirare la legge e gli ostacoli. Il problema grosso è quello di trovare un sistema che abbia un controllo efficace. A priori però, non a posteriori. So che gli enti tipo lo Spisa, l'INAIL hanno pochissimi ispettori che possono girare sul territorio, mentre invece le attività, le aziende, soprattutto quelle più pericolose, sono veramente tante, perché si va dalla piccola alla media alla grande azienda. Allora, la grande azienda sappiamo che di solito è molto controllata, è molto tranquilla, si dota di tutti i dispositivi, sta molto attenta alle regole. Il problema è tra le piccole e le medie aziende.
lì il problema è grosso. Perché? Perché spesso e volentieri non ci sono gli stessi controlli, non si riesce a farli perché non ci sono gli ispettori, cioè non c'è personale sufficientemente numeroso per poter fare controlli a tappeto su queste aziende, ma anche lì il controllo fatto una volta non vuol dire che il giorno dopo, da quel momento in poi, ci sia la sicurezza permanente all'interno dell'azienda. Ma tutto è legato quindi secondo lei a un fattore di controllo, maggiore attenzione, ma anche attività da parte degli stessi lavoratori che devono avere consapevolezza. Il problema è che se riuscissimo a mettere insieme la consapevolezza di chi va al lavoro, quindi una formazione già con l'idea che andare al lavoro bisogna per prima cosa saper guardare la propria salute, il proprio posto di lavoro. Però scatta il meccanismo dell'abitudinarietà. Ed è un meccanismo che l'abitudinarietà appunto alle volte crea il problema contrario, cioè lo faccio talmente tante volte che poi alla fine lo faccio in modo automatico e non con la stessa attenzione che ci dovrei porre invece come non lo sapessi fare o come lo facessi per la prima volta. Quindi anche lì bisogna continuare a fare una formazione di carattere continuo, perché fare una formazione una volta, spiegare a un lavoratore come si usa un macchinario, poi quando ha imparato ad usarlo, lasciarlo lì nel tempo che questo diventa un'abitudine, è la stessa cosa come non aver fatto la formazione, perché magari dopo qualche anno diventa talmente abitudinario che uno lo fa a occhi chiusi. Ecco, farlo a occhi chiusi significa rischiare l'incidente mortale, quello è poco ma scontato. Qual è il ruolo del sindacato, del vostro sindacato da questo punto di vista? Allora, quindi voi che cosa fate, cosa potete fare o cosa dovreste riuscire a fare? Allora, noi facciamo molto spesso e dove riteniamo più incisivo assemblee nei luoghi di lavoro, incontri con le aziende, incontri con le parti datoriali, incontri con le parti istituzionali, perché spesso e volentieri andiamo allo SPISAL, andiamo all'INAIL, facciamo parte delle commissioni sia INAIL che INPS, facciamo incontri con la prefettura, è stato fatto un documento poco tempo fa proprio sulla sicurezza in tutte le prefetture, in quasi tutte le prefetture italiane, proprio per stimolare di più tutto il mondo del lavoro, quindi a partire da noi organizzazioni sindacali, aziende, parti datoriali, lavoratori coinvolti, nel trovare la consapevolezza, come dicevo prima, che andare a lavorare deve voler dire sempre poter tornare anche a casa. Caspita, ci è la cosa principale, è questa. Mattarella mette un messaggio da parte di un telespettatore. Mattarella mette al centro la sicurezza del lavoro e poi il lavoro stesso, ma nelle fabbriche si muore ogni giorno. Questo è vero. Il Presidente Mattarella ha molto a cuore la sicurezza nei posti di lavoro. Gira l'Italia, parla un po' con tutti, fa presenza negli eventi più importanti. Il problema però è sempre quello, cioè calare dall'alto anche che sia una norma, la cosa principale però è quella di farla recepire nella maniera giusta e trovare il modo di farla rispettare. Noi ringraziamo sempre il Presidente Mattarella perché è molto vicino a questa problematica, ma non è sufficiente il fatto di parlarne ancorché in TV piuttosto che, ma la cosa dovrebbe essere molto più stimolante, quella di andare a incidere nelle aziende, nei posti di lavoro, presso gli enti competenti. Ancora prima partire dalle scuole. E la cosa principale sarebbe una battaglia che stiamo facendo, quello di far inserire nella scuola, nelle scuole della scuola dell'obbligo, quindi anche dalle elementari si può fare questa cosa qua. Una volta si insegnava l'educazione civica e io mi ricordo che l'educazione civica era molto importante e ci ha formato tutti. Mettere all'interno delle scuole una materia come la sicurezza nei posti di lavoro
ma la sicurezza in generale. Sì, ma infatti si parla di sicurezza stradale cosa... per cercare di stimolare i più giovani a stare attenti, oppure anche incentivare l'attenzione dei genitori, no? Certo. Potrebbe essere lo stesso con la sicurezza sul lavoro fin da più giovani, anche perché poi ci teniamo conto che tante volte sono persone di altra nazionalità che vengono coinvolte in incidenti. Se però è il compagno di lavoro che ha acquisito questa cultura, che ce l'ha dentro insita, magari dà il suggerimento a chi viene da un altro paese a stare attento, no? È vero. È vero. Dovremmo anche fare un'opera di integrazione molto più massiccia di quella che c'è ad oggi, dove tutti si devono preoccupare non solo di se stessi ma anche dei colleghi di lavoro che stanno accanto, perché esatto. la cosa importante è anche quello non solo di garantire la propria sicurezza, ma cercare di garantire anche la sicurezza degli altri, perché se evitiamo un qualsiasi incidente abbiamo salvato una vita e abbiamo mantenuto soprattutto il posto di lavoro per tutti, perché poi in certi incidenti le fabbriche vengono chiuse o le aziende vengono chiuse tutto il anche momentaneamente, uno perde il lavoro, insomma c'è tutta una serie di tematiche che devono essere affrontate, ma devono essere soprattutto prevenute, quindi la cosa principale secondo noi è quella di partire dalla scuola. E quindi fin da più giovani. Segretario, lo interrompo un attimo, abbiamo qualche secondo di pubblicità, poi ritorniamo, parliamo anche di aggressioni. Aggressioni a persone che lavorano, stiamo parlando in due ambiti in modo particolare, parleremo degli autisti, dei pullman, degli autobus eccetera, in certe zone in particolare, in certi orari, e poi pronto soccorso, ospedali e quindi personale sanitario, anche lì notizie quotidiane che lasciano alquanto allarmati. Qualche secondo, tra poco.